Vabbè, comunque mi hai fatto la domanda e diciamo che ti sei quasi dato la risposta. Come ha detto il mio presidente, se la squadra è al completo, è una bella squadra, cerchiamo di fare il massimo per arrivare ai playoff. Logicamente nelle ultime partite noi abbiamo la difesa, come ha detto già il presidente, incompleta, in 7, abbiamo giocato anche in 7, quindi come hai ben detto tu, la squadra la squadra se sta bene e al completo ce la giochiamo. Poi logicamente arrivare ai playoff non è facile, abbiamo anche squadre attaccate come il Peperino, come tante squadre insomma. L'importante è che i ragazzi vengano al campo. Quando vengono al campo questa è la prestazione. Quando purtroppo ci mancano 6 giocatori è normale che la prestazione va a cadere, insomma. È quello che purtroppo è così, a calciotto è così, un giorno giochi con 10 giocatori, un giorno con 7, con 8 e chiavi gente che purtroppo viene, ma non sono quelli che io ho. Speriamo di andare avanti così e puntare a questi playoff che quest'anno è più difficile dell'altro anno. In questo momento, togliendo la Golbet e la Pisana e il Cotton, noi quelli che temiamo di più è il Peperino, che ultimamente ha fatto 8-9 vittorie di seguito, logicamente temiamo il Peperino. Anche il Jeff per me non sta fuori dai giochi perché è sempre una bella squadra, ha giocato bene, diciamo che è stata una bella partita combattuta, però sinceramente giocano bene. E poi dobbiamo guardarci dietro, che le squadre sono tutte quante attaccate e poi guardarci anche dalle squadre che vogliono salvarsi, perché quelle sono le squadre che noi dobbiamo battere, perché noi purtroppo i punti che abbiamo persi con squadre che lottano per la salvezza, quindi con le grandi facciamo belle prestazioni e con le piccole diciamo così per dire, perché piccolo qui c'è nessuno, e facciamo delle prestazioni non ottimali. Comunque mi temo sì, il Peperino veramente sta andando molto forte. Comunque quest'anno, ripeto, è più difficile arrivare alle prime 6, noi ci proviamo e stasera sono molto contento, sono molto soddisfatto.